E qua siamo sul Sile, guarda che bello. Questo è il fiume Sile. bellissimo. Abbiamo la fortuna di avere questo fiume che è silenzioso, buono, bello, non fa invasioni. Pieno di animali, eccetera. Sì, certo. Questo qua invece potrebbe sembrare una capanna polinesiana, ma non lo è. Cos'è? È un'abitazione caratteristica dei pastori. Sotto mettevano le barche anche perché si nutrivano di anguille, lucci che trovavano, però sopra poi abitavano anche in realtà. Posso? Certo, andiamo. Con permesso? Eccoci qua. Oh, che bello! Beh, Gianni, ne avete fatto un museo qua. Questo è un Bartavello, giusto? Quello che chiamate Bartoello, voi. abbiamo il Bartoello, le nasse che sono Le quelle nasse. E qua sono tutti i dei pesci che esistono qui nel Sile, compreso il gambaro del Sile che è una cosa favolosa. Ma allora scusami, pastori o pescatori? Erano un po' di tutto perché pastori per svernare con le pecore e via, però anche pescatori perché bisognava mangiare. Certo. Allora il Sile era ricco di lucci, di anguille e via e li catturavano con questi tipi di attrezzi. Loro, a richiesta, hanno una barca con la quale da qui si arriva proprio in uno slow tour molto tranquillo in centro a Treviso, è vero? Questo tratto ha questa caratteristica, che si passa, che dopo vedremo, una natura che è ancora incontaminata e si Ma arriva in dentro la città. città? Si arriva in città. Ma che bello. È bello, si vede la città dall'acqua, è una cosa favolosa. Mi ci porti? Certo. Va bene, dai. Andiamo. Allora andiamo. Laggiù mi diceva Gianni che è la paglia per fare le careghe, cioè per fare Esatto. le sedie. Va sfalciata, asciugata come messa al sole e poi viene utilizzata, dopo si prende un filo per filo, se lo intreccia e fare il cordone per fare le sedie. Mi diceva che questa è la loro Amazzonia. È Ha dei vero, stralci. è natura, è bella. Sì. Gianni, sono i capannoni industriali quelli lì. Per cui è la cosa straordinaria che siamo praticamente dentro Treviso, alle porte di Treviso, e dal fiume è un punto di vista totalmente diverso. È un'oasi che si infila dentro una città, anche la periferia, la città industriale. Sì. Abbiamo anche un punto di vista unico su questa chiesa bella. Che chiesa è? San Michele Arcangelo, la chiesa di Sant'Angelo, noi volgarmente la chiamiamo Sant'Angelo Vecchio. Questo percorso particolare si infiltra sotto la tangenziale, ma continuiamo un percorso assolutamente naturalistico in mezzo alla città. C'è qualcuno che ne approfitta anche per ricoverare qualche capretta, qualche cavallo. Certo. Non saranno le ville del Brenta, ma sono delle bellissime ville ottocentesche qua. Sì. Quella è la villa Marinello, che l'abbiamo vista passare prima, ma anche quelle moderne sono ben tenute e hanno dato una bella caratteristica che si sposa con il fiume. Gianni, e qua dove siamo? Adesso stiamo proprio entrando in città. Ma com'è la storia? Che c'è una specie di circonvallazione fluviale attorno a tutta la città? Sì, che proteggono le porte di entrata. Diciamo ci sono dei ponti e l'acqua che gira tutto attorno alla città. Ma navigabile? No, è è poco profonda, saranno 50 centimetri di acqua. È sempre piena comunque di anetri, di uccelli, però con barchette con un fondo molto piatto. E qui invece adesso dove arriviamo? Adesso arriviamo alla sede di Canottieri Sile, di via Tezzone, e diciamo che siamo alla porta di Treviso, cioè alle porte, siamo entrati in città. Eccoci qua, in centro a Treviso, una via d'accesso assolutamente non usuale.